La giornata di oggi è stata una giornata di studio e presentazione delle soluzioni, diciamo, tecnologiche basate su una delle principali applicazioni al mondo che si chiama Board, che hanno permesso all'autorità del sistema portuale di poter svolgere una fortemente innovativa spinta alla pianificazione finanziaria e alla reportistica finanziaria. L'autorità di sistema, considerato il rilevante ammontare di investimenti che ha portato avanti dal 2020 ad oggi, quindi parliamo di circa 3 miliardi di euro, ha deciso, sotto la spinta e il commitment del Presidente e del Segretario Generale, di attuare strumenti di programmazione e controllo finanziario avanzati, mediante piattaforme che consentono non solo il monitoraggio costante della gestione, ma anche di monitorare il flusso di cassa dei progetti e delle commesse per avere uno strumento di contrattazione anche con l'operatore economico di raggiungimento delle milestone. A differenza del mondo delle aziende private che sono obbligate a costruire degli adeguati assetti, nel mondo delle aziende pubbliche, delle società pubbliche, degli enti e quindi anche dell'autorità di sistema portuale, questa obbligatorietà non c'è. È stato davvero un piacere scoprire che un ente statale è riuscito e vuole dotarsi di strumenti così avanzati che io peraltro come CFO rilevo essere presenti sostanzialmente nel mondo del privato. Attraverso l'ausilio di una piattaforma formidabile nei sistemi di planning e controlling abbiamo digitalizzato tutta la parte legata ai preconsuntivi, alla pianificazione e al monitoraggio. Bios è una società presente su tutti i continenti, copriamo da Singapore, chiaramente siamo nati in Italia, capitale e gli azionisti sono italiani, però copriamo ormai da Singapore fino agli Stati Uniti, lavoriamo con le grandi organizzazioni e con un team di più di 200 consulenti che riescono a intercettare e mappare quelle che sono le esigenze dell'organizzazione e processare all'interno di uno strumento che consente di migliorare la fattispecie e il processo di planning e controlling. Devo dire che ringrazio ancora l'intervento e la testimonianza fatta dalla dottoressa Tringali che grazie al suo team e al team di Bios è riuscita a ottenere questo prestigioso risultato che dà onore e rende merito all'autorità portuale come ente in grado di anticipare quello che è l'innovazione tecnologica rispetto a quello che è il contesto italiano e nazionale.